Un camionista è morto poco dopo le 7 di questa mattina sulla provinciale della Sinistra Piave fra Lentiai e Quero Vas. Il mezzo pesante che guidava è finito fuori strada dopo aver impattato contro un cervo che in seguito all'investimento è finito dentro la cabina di guida. A perdere la vita Manuel Favaro, originario di Treviso ma residente a Salzano nel veneziano di soli 35 anni. Per lui non c'è stato nulla da fare, eppure i sanitari dell'elisoccorso di Treviso si sono dovuti arrendere di fronte ai disperati quanto vani tentativi di rianimazione. L'impatto devastante è accaduto in località Molinello e il camion stava procedendo in direzione Belluno. Fortunatamente illeso il conducente di una Panda che sopraggiungeva dalla direzione opposta e che è rimasto parzialmente coinvolto nell'incidente. I soccorsi sono scattati immediatamente in zona, oltre all'ambulanza di Feltre e l'elicottero di Treviso sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco da Belluno e da Feltre con l'autogru. Dopo il nulla osta della magistratura, la salma del 35enne è stata rimossa per essere affidata al carro funebre. Manuel Favero lavorava alla Vecchiato Autotrasporti di Preganzioli in provincia di Treviso. Il nuoto e la bicicletta le sue grandi passioni. Lascia la compagna e una figlia piccola.